Giacomo Quarta, amministratore delegato di Telebit SpA, sede principale a Casier, parliamo di telecomunicazioni. Cosa manca in Italia per fare quel salto che magari altri paesi hanno già fatto? Beh, in Italia comunque non siamo messi male, sia come sviluppo delle reti di telefonia mobile, anche sulla rete in fibra ottica stiamo recuperando abbastanza il gap che ci divideva rispetto agli altri paesi europei. Chiaro che c'è ancora molto da fare perché ci vuole una copertura capillare e ci vuole una rete che venga distribuita in tutto il territorio e che arrivi casa per casa per poter usufruire delle effettivamente performance di questa rete e di queste tecnologie. Sicuramente c'è molto da fare in termini di 5G e quindi poter utilizzare una serie di servizi che fino ad oggi le tecnologie precedenti non permettevano di utilizzare questi servizi a valore aggiunto. Posso fare degli esempi, quindi tramite la rete 5G, che è una rete nella quale non c'è un ritardo tra il momento in cui mando il segnale e il momento in cui lo ricevo, si possono abilitare tipo le auto a guida autonoma, si possono abilitare delle operazioni chirurgiche fatte dall'altra parte del mondo, quindi attraverso dei robot, quindi tutta una serie di servizi che effettivamente potrebbero far fare il salto al paese e alla società stessa. E in questo momento qual è il campo in cui si sta concentrando di più la vostra ricerca? Beh, sicuramente siamo molto impegnati nello sviluppo delle reti in fibra ottica e, come dicevo, nella distribuzione delle antenne e delle infrastrutture per la telefonia mobile. È chiaro che queste devono andare di pari passo perché una sfrutta la tecnologia dell'altra e sicuramente la realizzazione di data center, in quanto la cloudificazione porta a dover creare delle infrastrutture, questi mega computer nei quali sono raccolte tutta una serie di informazioni e rielaborate per portare anche alla virtualizzazione di certi servizi che ad oggi sono magari gestiti in house all'interno delle società, all'interno delle aziende.